L'Apocalisse è iniziata, l'avvertimento descritto nei minimi dettagli da una veggente sudamericana. Salve a tutti carissimi, oggi voglio tornare a parlarvi dell'avvertimento, in particolare di ciò che dell'avvertimento è stato rivelato un po' da vari mistici e veggenti che hanno dichiarato di non solo di aver avuto una rivelazione del fatto che l'avvertimento annunciato a Garabandal si sarebbe verificato, ma ci sono stati dei veggenti che hanno addirittura avuto la visione dell'avvertimento e l'hanno vissuta sulla propria persona. In particolare, ecco, stiamo parlando di una veggente sudamericana che da tanti anni dice di ricevere messaggi da Gesù e Maria e sulla quale, ecco, la Chiesa sta avviando chiaramente delle indagini, degli accertamenti per verificare la veridicità dei messaggi. È una veggente che non è assolutamente collegata con i veggenti di Garabandal, solo che parrebbe che tale veggente abbia ricevuto, insomma, anche lei dei messaggi da parte di Gesù e di Maria che riguardano tale avvertimento. Non solo, parrebbe aver vissuto sulla propria persona l'avvertimento, e pare anche che in questo caso Gesù e la Vergine Santa avrebbero dato il permesso di rivelare in che cosa consiste l'avvertimento e anche di rivelare all'umanità la sensazione provata nel momento in cui alla veggente è stata concessa la visione dell'avvertimento stesso. Quindi vediamo un po' che cosa dice questa veggente sudamericana riguardo all'avvertimento, a quello che lei ha visto, nel quello che le è stato mostrato durante le rivelazioni di Gesù e Maria, e che ha vissuto sulla propria persona. L'avvertimento universale sarà un evento cosmico senza precedenti nella storia dell'umanità, un fenomeno di natura sconosciuta per la scienza. Secondo molti che pure hanno ricevuto tale rivelazione da Gesù e dalla Vergine Santa, sarà come una specie di luce accesa nella profondità del cosmo che proviene direttamente da Dio e che colpirà la terra per 20 minuti circa. Sarà visibile all'occhio umano, ma sarà anche una forza invisibile che scuoterà le coscienze degli uomini, provocando in tutti un forte shock emozionale, psicologico e spirituale, ma non provocherà alcun danno fisico diretto. È l'ultimo tentativo del cielo affinché l'umanità acquisisca una chiara coscienza di Dio e del peccato, divenendo consapevole di quanto ci siamo allontanati da Dio a causa dei nostri peccati. Questo avvertimento universale sarà una grande prova per la coscienza dell'umanità. Non sarà qualcosa che modificherà il corso degli eventi catastrofici che ci troveremo ad affrontare, bensì una possibilità di cambiare il nostro atteggiamento di fronte a questa realtà e a ricevere di conseguenza grandi benefici spirituali. Da oltre 15 anni ricevo messaggi da parte di nostro Signore Gesù e della nostra Santissima Madre, in modo particolare riguardo all'avvenimento universale
Il Signore mi ha fatto comprendere che arriverà una cometa che si avvicinerà alla terra. Tutta l'umanità la vedrà. Questo provocherà in molti panico che indurrà molta gente ad avvicinarsi alla confessione, ma senza essere spinti da un vero pentimento. Apparirà un segno in cielo, una croce, per diversi giorni. Le persone di fede sentiranno il bisogno di confessare i loro peccati, di pentirsene. Altri diranno invece che si tratta di un segno provocato dall'uomo e si leveranno contro la Chiesa cattolica dicendo che si tratta di uno stratagemma per intimorire l'umanità. Regnerà una grande confusione e nel corso di essa ci sarà un grande terremoto. Sarà in quel momento che arriverà l'avvertimento. Nostro Signore mi ha permesso di vivere una parte di ciò durante la Quaresima del 2008, un mercoledì santo, e vi descrivo nei particolari quello che ho provato. Ho sentito nel mio essere un'angoscia, come se qualcosa si stesse avvicinando e non sapevo cosa fosse, qualcosa che mi spaventava, angosciante, non sapevo cosa fosse. Pensai che qualcosa stesse per succedere. Era qualcosa che faceva palpitare forte il mio cuore. Così trascorsero circa 20 minuti e l'angoscia aumentava. Ad un certo punto cominciai a sentire come se l'anima mi abbandonasse, perché a poco ho sentito una solitudine spaventosa che avvolgeva non soltanto il mio essere spirituale, ma anche il mio corpo fisico. Sentii una solitudine terribile. L'angoscia mi faceva camminare da un lato all'altro, perché il senso di solitudine diventava sempre più intenso. Ero pienamente cosciente che Dio stesse abbandonando il mio essere. La mia anima era desolata, angosciata. Io camminavo e cercavo consolazione, ma non la trovavo. La solitudine, il vuoto erano sempre più grandi. Sentivo di stare diventando pazza. La mia anima era senza Dio e come in un film cominciarono ad apparire dentro di me, a scorrere tutti i peccati, forse i più grandi che commettono gli uomini. Sentivo, o meglio stavo vivendo, perché li sentivo come se mi appartenessero. Sentivo i pensieri, i sentimenti che avevano nella mente e nel cuore le persone poco prima di togliersi la vita. Sentivo ciò che provava un bambino quando veniva abortito. Ho vissuto gli abusi sugli esseri umani che vengono oltraggiati. Ho vissuto tutte le turpitudini che possono essere commesse dall'umanità. Tutti i peccati a uno passavano dentro la mia anima. Era una disperazione terribile. Mi trovavo a vivere la totale assenza di Dio, un vuoto spaventoso che non può essere colmato da niente. Qui gli uomini peccano e si pentono, ma non sentono il peso, l'offesa che causa il peccato, perché ancora sentono
la presenza di Dio dentro. Io camminavo disperata, vivendo quell'abbandono di Dio così terribile. In quel momento ricordai che mio marito aveva Dio dentro e andai a cercarlo nella sua stanza e lo pregai di impormi le sue mani sulla testa e di trasmettermi Dio, perché mi aveva abbandonato. Mio marito, spaventato, non sapeva cosa fare e mi chiedeva: cosa ti succede? Ed io gli dicevo disperata: non sento Dio dentro di me, è andato via, per favore trasmettimelo. I miei lamenti scaturivano dal più profondo del mio essere e lui mi diceva: vuoi, vuoi che prego? E io gli dicevo di fare qualunque cosa, ma volevo Dio. È stato un momento davvero desolante e amaro. Lui pregò, ma il vuoto continuava. Credo di essere stata tentata dal demonio ad uscire da casa mia, di prendere la macchina e di andare a cercare uno dei sacerdoti, ma dentro di me ero cosciente che se fossi uscita di casa mia sarebbe stato un grave sbaglio. Allora mi sono buttata a terra con le braccia aperte a croce e ho supplicato Dio di tornare a me. E solo in quel momento la mia anima parlò. Sapevo che era la mia anima e mi disse alcune parole che io ho ripetuto conforme alla mia anima che me le diceva, e sentivo che lo Spirito Santo iniziava ad avvolgermi. Sentivo una pace che non avevo mai sentito prima di allora, una pace che mi avvolse completamente. Sentivo il petto in pienezza insieme a una presenza fisica che ancora oggi sento, che impregna tutto il mio essere. Così sarà l'avvertimento. Per questo motivo le persone che sono nel peccato si sentiranno impazzire e il demonio sarà lì ad aspettarli per indurre loro a togliersi la vita, per prendersele come un bottino prima che sopraggiunga l'ora della misericordia. L'avvertimento sarà per coloro che non sono con Dio. Un momento terribile, insopportabile, in cui finiranno per consegnare se stessi nelle mani del demonio, il quale con le sue legioni demoniache cercherà le anime per recriminare loro il peccato in cui vivono e per dire loro che non otterranno il perdono di Dio. Per i tiepidi sarà il momento del pentimento, della grazia, perché quando comprenderanno l'errore, chiederanno perdono e si convertiranno. E per coloro che sono nella grazia di Dio, sentiranno la pienezza dello Spirito Santo. Sappiamo che dopo l'avvertimento coloro che non credono daranno una spiegazione scientifica per far perseverare l'umanità nell'errore. Il peccato aumenterà e ci sarà persecuzione. Da quel giorno la mia vita non è più la stessa. Mediante l'avvertimento Dio ci renderà coscienti del significato del peccato. Non dimenticherò mai quel giorno. Ho pianto in quei momenti in cui non sentivo Dio. Non ero capace nemmeno di pensare, perché l'assenza di Dio superava ogni cosa. Sentivo solo il vuoto e vivevo nella mia carne i peccati, l'uno dietro l'altro, facendo crescere in me l'angoscia e la solitudine. In questo momento
in cui scrivo e quando ne parlo piango, perché il solo ricordo già mi fa tanto male e chiedo sempre al nostro Signore Gesù che non mi succeda mai più, perché non credo che resisterei. Questa è stata la mia esperienza personale sull'avvertimento. La trascrizione di questa esperienza, di questa sofferenza, Gesù mi ha detto: questo sarà il sentimento che proveranno le anime durante l'avvertimento e che è soltanto una goccia di quello che io ho vissuto nel Getsemani per le vostre colpe. Fine prima parte. Nella seconda parte esamineremo le rivelazioni di Gesù e di Maria riguardo all'avvertimento.